Capo 20. Il regno del cielo che sommeggia a un uomo capo de casa, che de prima mattina se venuo fuori a menar i lauranti in tea sua vigna. E d'accordo coi lauranti le darghe un tanto al giorno, e li mandai in tea sua vigna. Venuo fuori de casa, circa cosonava terza, e ga visto st'altri che stava in piazza senza far niente. E ga dito, andate anche a voi altri in tea mia vigna, e vedrò quello che sarà giusto. E ori zendai. Un'altra volta pò e zenda fora de casa sul far dell'ora sesta e nona, e ga fatto istesso. Le andà anche a cosonava 11 ore, e il ga catà degli altri uomini a impiantai che guardava, e il ga dito, cosa feo qua duri in osio tutto il giorno? E io ga dito, perché nessun non è ga tolti a giornata. Io ga risposto, anche a voi altri in te a mia vigna. Col capo comincia a far scuro il paron della vigna che ha detto al suo fattor. Ciama i lauranti e conti che paga, scommezzando dagli ultimi e terminando coi primi. Cosa venui donc a quei che già andai circa a 11 ore, i cavuò una monea per uomo. Venui poi i primi, chi pretendeva di ricevere di più, ma invece i cavuò anche loro una monea per uomo. E toendola, i s'ha messo a rusar contro il pare de fameggia, dicendo, quei che se venui ultimi di tutti, i che lavora per un'ora, e ti ha fatti compagni di quei che porta il peso di tutto il giorno e del caldo. E io a uno de ori rispondendo il gadito, amico, non intendo de farti ingiustizie, non ti se sta contento de lavorare per me perché monea. Ciappa quel che te vien, e va pa i fatti tui. Mi so paron de darghe queo che t'ho dati, né più né manco, anche a chi che se venuo ultimo. Sta a vedere che non mi sarà permesso de fare quel che voglio. O se cattivo il tocio, perché mi so bon. In sta maniera sarai gli ultimi primi, e primi gli ultimi, perché tanti se quei che se ciamai, ma pochetti quei che se scelti. E muovendosi Gesù per andare a Gerusalemme, è stato tolto coiudo desi apostoli in scondon. E il gadito, ecco che andemmo a Gerusalemme, e che il figlio dell'uomo sarà tradio dei capi dei preti e dei scribi, io condannerà a morte. E lo consegnerà al popolo, per menzionarlo, bastonarlo, metterlo in croce, e 3 dì dopo risusciterà. Allora Gesù venne a rente e amare dei fioi di Zebedeo, co fioi dea, adorandolo, e dimandandogli che gli daga qualcosa. E lui ha detto, cosa vusto? E la ha risposto, ordena che sti domi fioi se vegna a sentar uno a mandretta e st'altro a mansanca in tel regno. Gesù rispondendo gli ha detto, non sapete quello che dimandè? Potresti voi altri torsù il calice che mi sta par bever? Io ho detto, podemo. Ma Yuga replica, sì, che bevare il mio calice, ma non tocca a me il far che ve sente a mandretta o a mansanca. Questa è una cosa che se pareccia da quei che vorrà dargli a mio pare. Qui che sentio sta strassa di risposta, i 10 apostoli che se invena contro quei de sovradei. Gesù allora gli gacciamai a rente dei uel gadito. Voi altri sa savè che i capurioni dei popoli e a fa da paroni coori, e che quei che sei più grandi, i che fa il de sora e i tien in suggestion. Così non sarà tra voi altri. Ma chi vuole se farsi più grande che il vostro paron, e chi vuole se tra voi altri essere il primo, el sarà vostro servo. Per la stessa ragione, il figlio dell'uomo non è venuto per essere servito, ma per servire, e dar e a sua vita, per salvargliene tanti. E andando fuori a tutti de Gerico, el sendadrio de una gran caterva de gente. Ecco d'orbi sentai lungo la strada e sentio che Gesù staria a passà. E s'ha messo a sigar, Signor, pietà de noi altri, figlio de Davide. E il popolo gridava a sua voce, perché tasesse. Ma io risigava più forte, dicendo, Signor, pietà de noi altri, figlio de Davide. E Gesù s'affermà, i gacciamai il gadito. Cosa vuoi che ve faccia? Io rigadito, Signor, fe che s'avverse i nostri occhi. A Gesù gli ha fatto peccare. E il gatto cai soci. E un supio gli ha visto. E gli se dai drio.